Le ragioni di questa protesta? Semplice, settimana prossima questi ragazzi avanzano 4 mesi di stipendi arretrati. Sfido chiunque, amministrazione comunale, aziende, prefettura e chiunque altro a dare una spiegazione come si sta 4 mesi senza stipendio e non abbiamo neanche la risposta e non abbiamo ricevuto la comunicazione e non ci dicono che cosa bisogna fare. La malavita si combatte con queste cose, non si combatte stando seduti sulla scrivania. Abbiamo bisogno che la prefettura chieda al sindaco e alle imprese la soluzione, devono creare le condizioni per dare i soldi ai padri di famiglia. Dopodiché la legge la rispettiamo tutti, non si può chiedere rispetto alla legge dei Turbini, si comincia dall'amministrazione pubblica a rispettare le leggi. Chiediamo l'intervento delle autorità competenti, è un problema grave che interessa quasi tutti i comuni della provincia di Agrigento, quindi siamo qua per sensibilizzare tutti gli enti interessati, a cominciare dallo Stato, che è impersonato, rappresentato da parte delle sue eccellenze del prefetto, per cui noi nutriamo da sempre grande rispetto, ma che vogliamo che i problemi sociali vengano affrontati nelle sedi opportune. Ora i lavoratori è da inizio anno che hanno questi problemi, ora si sono fermati con ragione perché non hanno da fare la spesa, cioè non parliamo più di cose o di altre cose, devono fare la spesa per i propri familiari e quindi chiediamo l'intervento dello Stato a questo punto. No, siamo in condizioni disperati. Amministrazione state parlando? Favara, cantiere di Favara, Ecco, allora. la nostra famosa sindaca. Sì. Non ci vuole ricevere perché? Non lo so perché, i motivi non si sanno. Ma da chi dipende secondo lei? Prima della sindaca, Sì. secondo delle imprese, Sì. perché si mettono d'accordo tra di loro. Noi avanziamo 4 mesi, c'è la 14ª. Sì. Allora io voglio sapere come si fa una persona, un operaio, un tinto stipendio di accampare così. Non lo so, noi siamo disperati. Ma perché il sindaco non mi vuole ricevere? Non lo so perché loro, la signora dice che io non sono il vostro datore di lavoro, Sì. il vostro datore sono le imprese. Sì. Quando lei, Quali sono le imprese? La Sela, i Seda, i Icos, tutte queste, sono 5 imprese. E hanno tutta la mano presa a dire che soldi non ce n'è perché dipende dalla sindaca. E siamo qua. Ma voi lavorate regolarmente? Noi non stiamo lavorando in questo momento per la protesta che dobbiamo fare. Giusto? E mi pare una cosa giusta. A parte lo sciopero, dico voi lavorate, no? Si levano pure i giorni dello sciopero. Ecco, 9 giorni, abbiamo perso 9 giorni, perché lo sciopero, giusto, legittimo non si può fare. E noi, non avendo altra difesa, facciamo lo sciopero così, abusivamente. E lo sappiamo a cosa andiamo incontro. Ma che cosa c'è da fare? Non lo so. La prefettura è arrivata, qual è le novità? Si sono impegnati a convocare il tavolo che noi abbiamo richiesto la settimana scorsa con l'amministrazione comunale e azienda per venerdì alle 9. Siamo fiduciosi che questa riunione possa sortire qualche aspetto positivo e nel frattempo vediamo come procedere per quanto riguarda l'eventuale ripresa di servizio, perché venerdì sarebbero già 7 giorni senza prendere il servizio. Mi auguro che questa riunione di venerdì non ci fosse di bisogno, perché tra oggi e domani l'amministrazione crei le premesse con le aziende di pagare almeno qualche stipendio. Dopodiché, se questo non succede, i lavoratori non prenderanno servizio perché non hanno più soldi per andare a lavorare. Quindi ci auguriamo che prima di venerdì la soluzione si trovi e che comunque venerdì saremo tutti qua. Noi adesso faremo le comunicazioni di rito perché venerdì faremo un'assemblea sit-in in questo luogo con la speranza di trovare una soluzione definitiva. Intanto è importante che la prefettura ci abbia anticipato questo segnale di apertura rispetto ai drammi delle famiglie di centinaia di lavoratori, e ragione per la quale adesso noi ce ne andiamo a provare di distrarci in maniera diversa.